Buona giornata a tutti dalla redazione di Media Web TV Europe. Oggi portiamo alla ribalta la rassegna del Vinitaly in corso nella bellissima città di Verona. Protagonista è naturalmente la Sardegna, che punta decisamente sull'ambiente, vino e territori con marchi davvero prestigiosi, apprezzati ormai in tutto il mondo. Molto interessanti e super visitati le cantine dell'isola in vetrina nella città scaligera in questo Vinitaly 2019, con la visita anche del vice premier e ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio. Per capire meglio la portata del legame tra vino e territorio, basta fare un salto tra le etichette di Suentu. L'ultimo nato si chiama Su Oltre IGT Marmilla, un mix con 70% Bovale e 30% Merlot, dove anche il vitigno internazionale, arrivato da 10 anni tra le colline che si affacciano tra San Luri e Furtei, acquista decisamente in sardità. Come per i due vitigni bianchi, al di là del Vermentino, sempre più stanno identificando la nostra bella Sardegna. Nuragus di Cagliari e Nasco di Cagliari, su cui nessuno, diciamo la verità, fino a qualche tempo fa credeva. Per il DOC Nuragus di Cagliari sarà possibile prevedere la tipologia spumante con metodo classico e Martinotti. Inoltre sarà prevista anche la categoria Nuragus di Cagliari superiore. Un aspetto fondamentale quest'ultimo, perché darà maggiore valore economico alle uve dei vecchi vigneti. I piccoli produttori saranno così incentivati a salvaguardare le loro antiche vigne, allevate ad alberello secondo tradizione con rese di produzioni bassissime. Aiutare i piccoli produttori a non espiantare i vecchi ceppi significa non solo salvaguardare la qualità del prodotto, ma anche e soprattutto rispettare gli storici paesaggi del vino, quelli che per la Sardegna fanno la differenza rispetto al resto del mondo e che, come per magia, catturano il grosso degli eno appassionati. È ciò che richiede ormai il flusso dell'enoturismo mondiale. I vigneti che disegnano le colline intorno a Serdiana, con un paesaggio unico arricchito dalla presenza della chiesetta medievale di Santa Maria di Sibiola, ne sono infatti un esempio. C'è da dire che in questo Vinitaly 2019, inaugurato all'insegna del Vermentino Time, dove la Sardegna sembra finalmente aver conquistato il suo ruolo di protagonista mondiale, grande interesse stanno raccogliendo anche gli altri vitigni isolani. Un risultato ottenuto grazie a questo legame alla terra di elezione. Da quelli profumati e floreali che nascono nelle vigne di Mamoiada, ai Nepente di Oliena, sino alle rinomate terre del Carignano del Sulcis, con i vigneti a piede franco che raggiungono le spiagge di Portopino e Calasetta. Non è un caso che nella classifica stilata dai giudici per la selezione 5 Star Wine sia presente ai vertici della guida ufficiale con 93 punti Montessu 2016 di Agricola Punica di Sant'Adi. E poi la Vernaccia di Oristano con gli antichi vigneti della Valle del Tirso, un vino ossidativo sempre più identificato con la terra dei giganti e con tutta la penisola del Sinis. Da queste unioni certamente non si potrà prescindere per uno sviluppo sempre maggiore tra economia e turismo della nostra amata Sardegna. Ringraziando naturalmente per la cortese attenzione da Renato Scanu e dalla redazione di Media News TV Europe, a tutti voi la più cordiale buona giornata. Il più grande Vinitaly di sempre è stato inaugurato a Verona Fiere. La 53esima edizione del Salone Internazionale dei Vini e Distillati si conferma leader nel panorama globale degli appuntamenti di settore, con 100.000 metri quadrati di area espositiva, 4.600 espositori provenienti da 35 diverse nazioni e oltre 16.000 etichette in catalogo. Numeri straordinari, un Vinitaly così grande non si era mai visto, ci incoraggia a crescere ancora e ci incoraggia anche a fare meglio le attività che facciamo sul piano internazionale, e proprio durante questo Vinitaly annunceremo che dopo la piattaforma
promozionale realizzata in Sud America, in Brasile, e con Wine South America stiamo lavorando proprio in questi giorni a chiudere, lo annunceremo mercoledì prossimo, una nuova piattaforma in Cina, ma che guarda l'Asia orientale nel suo complesso e quindi guarda a mercati davvero importanti per le crescite del futuro. La cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, del Vice Premier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini, del Ministro per le Politiche Agricole Gianmarco Centinaio e del Commissario Europeo per l'Agricoltura Phil Hogan. Le imprese italiane si sono messe in grado di competere a parità di condizioni, quindi con un'Europa che fa rispettare le regole a tutti. La coppiata agroalimentare, mobile, ci aggiungiamo il tessile, la moda, la meccanica, la farmaceutica non hanno rivali. Il vino italiano non ha rivali. Vinitaly permette a tutti i produttori di poter andare in giro per il mondo con il loro brand, ma accompagnati da un altro brand, che è il brand Vinitaly, che ci permette di aprire tante porte. This is my second time to be here. It's getting bigger and bigger every year, and the opportunities for people in Europe and around the world to taste wine products from Italy is growing and growing all of the time. Verona e il Veneto in generale si confermano capitale mondiale del vino e vetrina fondamentale per il comparto vinicolo italiano. Il vigneto veneto è il più grande d'Italia, produciamo circa 16 milioni e mezzo di quintali d'uva, 13 milioni e mezzo di ettolitri, non è un caso che Vinitaly parli di vino a livello internazionale proprio perché si trova in Veneto. La presenza di tanti ministri, del Presidente del Senato, del Ministro degli Interni Salvini, Ministro Centinaio, è il segnale come le istituzioni al più alto livello considerino questa manifestazione